C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante, e si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle dalla finestra nel tetto, con un messaggio voleva prendere contatto. Diceva: extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Oh extraterrestre, vienimi a cercare, voglio un pianeta su cui ricominciare. E una notte il suo messaggio fu ricevuto, in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. Il cielo un po' più verde del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore. E terra da esplorare, e dopo la terra e il mare un pianeta intero con cui giocare. E lentamente la consapevolezza mista ad una dolce sicurezza: l'universo è la mia fortezza. Oh extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Oh extraterrestre, vienimi a pigliare, voglio un pianeta su cui ricominciare. Un po' di tempo la sua sicurezza comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza, perché adesso che il suo scopo è stato realizzato si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato, che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare, e dice: extraterrestre, portami via, voglio tornare indietro a casa mia. Oh extraterrestre, non mi abbandonare, voglio tornare per ricominciare. Oh extraterrestre, portami via, voglio tornare indietro a casa mia. Oh extraterrestre, non mi abbandonare, voglio tornare per ricominciare. La